Sì. In primo luogo un saluto a Nicola Scalera che mi ha preceduto e che ha avuto anche l'amabilità di ricordare i nostri dati al Parlamento europeo. È stato un piacere fare questa campagna congressuale con tante persone, con tutti gli altri candidati e con Nicola in particolare, proprio perché è stata una bella scoperta. Una delle tante persone del partito che noi non conoscevamo, che è emerso dal territorio e che ci ha messo la faccia in questo percorso congressuale. Un percorso, che dire, che non ci lascerà uguali a prima, come non ci lascerà uguale questa assise di 3 giorni. Si entra in un modo e se ne esce in un altro, a livello individuale e a livello collettivo come partito. Perché, e devo dire, Antonio Di Pietro ha detto delle belle cose prima, non è banale per un partito come l'Italia dei Valori affrontare un congresso vero. Un partito con un padre fondatore, con un uomo coraggioso che ha ispirato costantemente le nostre battaglie. Credo che non sia facile per noi, non è facile probabilmente nemmeno per voi. Però questo congresso l'ha voluto fermamente, ci ha incoraggiato anche nei momenti più difficili ad andare avanti e adesso spetta a noi. Spetta a noi qualche cosa che io l'ho interpretato e l'ho detto più volte negli incontri sul territorio. Questo percorso congressuale conta fino a un certo punto chi vince. Conta soprattutto l'effetto verità che l'Italia dei Valori attraverso questo congresso riuscirà ad ottenere. Che cosa vogliamo essere? Perché noi ci siamo confrontati con un partito che il Presidente prima ci ha definito in un modo impeccabile, delle varie fasi, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. È vero, c'è stato tutto questo nella storia dell'Italia dei Valori, però soprattutto negli ultimi tempi noi abbiamo conosciuto un partito delle 2 verità. La verità delle vele gonfie, di navi battagliere che si sono tolte tante soddisfazioni, che è sembrata un'armata invincibile. Il partito dei referendum, il partito del 2008 e del successo alle politiche, dell'8% alle europee, delle regionali del 2010, il partito ancora un anno fa di un risultato contro tutti e malgrado tutti a Palermo, un anno fa, sembra così lontano. Il partito che quando abbiamo ospitato per la prima volta in Italia il congresso dell'Alde d'autunno del 2011 a Palermo, era studiato da tutti gli altri, dagli altri partiti europei, cioè ci guardavano e ci dicevano: interessante questo caso dell'Italia dei Valori, un partito di ispirazione liberal-democratica, però post-ideologico, con un'agenda verde importante per cui riesce a tenere a bada anche dal punto di vista elettorale i movimenti verdi, con una politica sociale molto forte, innovativo, straordinario per tutto quello che riguarda le tecniche di comunicazione. C'è stata una fondazione inglese qualche anno fa che disse che il nostro sito era il secondo sito al mondo politico più visionato dopo quello dei democratici americani. Questo, e che soddisfazione poi era per qualcuno come me rappresentare l'Italia dei Valori in Europa. Questo. E poi c'era un'altra verità che è stata già tratteggiata precedentemente, è stata quella di un partito che aveva l'abitudine, perché faceva parte delle nostre vocazioni e continuerà ad esserlo, di dare delle pagelle di onestà, di rettitudine agli uni e agli altri, ma che faceva il passo probabilmente più lungo della gamba, perché non avevamo tutte le carte in regola. E perché a un certo punto abbiamo cominciato a inciampare noi stessi rispetto ai nostri controlli interni, rispetto all'assenza di antidoti, agli anticorpi, rispetto a chi in un qualche modo si è infiltrato nel corpo sano dell'Italia dei Valori e ci ha fatto perdere la credibilità. Certo, ce l'hanno fatta pagare perché eravamo il partito della verità, però ce la siamo anche andata a cercare. Ora, cosa vogliamo essere
Questo adesso dipende da noi e dipende da questo congresso. Non dipende più da poteri forti, dai mezzi di informazione, da pezzi di istituzione, da alleati che non ci vogliono, che non sono alleati, da questo, da questa. Dipende da noi, dipende da chi è in questa sala, dipende da tutti coloro che ci stanno ascoltando in streaming, da coloro che voteranno domenica prossima. Partendo da quell'urlo di dolore evocato dalla mozione di Matteo Castellarin e partendo da quell'orgoglio rivendicato per il lavoro fatto nelle istituzioni da qualcuno come Antonio Borghesi, che ricordiamo è stato il parlamentare italiano, non dell'Italia dei Valori, più produttivo nella scorsa legislatura tra Camera e Senato. Le parti migliori del partito forse non sempre corrisposte. Allora, siamo pronti? Siamo pronti a questa sfida? Beh, niente è sicuro. Vedremo. Però è l'ultima opportunità. È l'ultima opportunità. E se c'è un proverbio, ho avuto già modo di dirlo in un esecutivo nazionale italiano, che non ha traduzione in Europa perché è un proverbio sostanzialmente un po' stupido, è quello di dire mal comune mezzo gaudio, perché non si capisce dove sia il mezzo gaudio se abbiamo dei mani comuni. Certo è che la crisi italiana, prima di tutto, prima di essere crisi economica, prima di essere crisi morale, è crisi dei partiti. È crisi dei partiti. I partiti italiani che sono qualche cosa che non ha eguali rispetto al resto d'Europa. Sono degli aggregati misti, molto spesso, con interessi compositi, che non sono ad esempio riconducibili quasi mai alle famiglie europee di appartenenza. Guardate che è un fatto curioso. Il Partito Democratico fa parte del gruppo socialista al Parlamento europeo, ma non fa parte, per le sue varietà o contraddizioni interne, del Partito Socialista Europeo. Il PDL fa parte del Partito Popolare, mal tollerato, al punto che ci fu una polemica perché il capogruppo dei Popolari dette indicazione a favore di Monti e contro Berlusconi. La Lega non appartiene di fatto a nessun vero partito europeo. E un suo parlamentare poche settimane fa, è stato espulso dal gruppo politico europeo di appartenenza. Grillo forse non sa nemmeno di dove sia la casa dell'Europa. Recentemente ha rilasciato un'intervista dicendo che i parlamentari a 5 Stelle sono quelli di Nigel Farage, che per chi di voi non li conosce, è il partito euroscettico britannico, un partito conservatore, estremamente reazionario su tutta una questione, basti pensare all'immigrazione, ai diritti civili, per non parlare dell'Europa. Allora teniamo innanzitutto ferma questa nostra appartenenza alla famiglia liberal-democratica europea. L'Italia dei Valori, come fu fondata da Antonio Di Pietro, fu collocata dentro l'Alde e il gabbiano fu ripreso dal gabbiano, che è il simbolo dell'Alde, il simbolo dei Lib Dem britannici. Ecco, cominciamo a correggere, a essere noi un primo pezzo di rettifica di queste anomalie della politica italiana, che sono così disconnesse rispetto alle famiglie europee. Però il vero problema è che noi abbiamo un articolo della Costituzione, il 49, che ancora non è attuato. E non ci sarà mai trasparenza, non ci sarà mai risoluzione del problema anche di coloro che sono inquisiti in un partito se noi non si applica l'articolo 49 della Costituzione. Che, attenzione, dice una cosa molto interessante, perché l'articolo 49 non è che dice i partiti sono un pilastro della democrazia italiana, no, dice i cittadini sono liberi di aderire, di formare, di aderire dei partiti politici, cioè parte dal cittadino. Prima viene il cittadino e attraverso la libera scelta del cittadino si arriva al partito. Oggi, esatto, i cittadini sono una cosa e i partiti sono tutt'altro. Eppure questo è un problema cruciale, perché non c'è ricambio della classe dirigente di un paese se non attraverso due strutture, due elementi che sono di fatto degli organi costituzionali, di fatto la scuola e i partiti.
sono quelle due entità che possono permettere un ascensore sociale, che possono permettere a chiunque di essere associato all'esercizio del potere amministrativo, del controllo politico, al di là di quelle che sono le condizioni di partenza degli uni e degli altri. Altro che rendite di posizione rispetto alle quali noi purtroppo ci stiamo abituando come classe politica generale. L'Italia dei Valori è stata travolta anche da questo, da questa crisi dei partiti che sono diventati qualcosa di molto diverso rispetto alla società. È per questo che noi abbiamo con Antonio e Matteo elaborato una proposta di riforma dello Statuto nazionale che è parte integrante della nostra mozione, come lo era della mia mozione iniziale, ma anche delle loro. E approvando questa mozione vogliamo che siano approvate queste modifiche, perché noi abbiamo avuto un problema cruciale all'interno del nostro partito di regole che c'erano non erano applicate, regole che non c'erano. E se non ripartiamo da questo non se ne esce. E che cosa chiediamo? Chiediamo, con questo termine di cui ormai tutti ci riempiamo la bocca, trasparenza e trasparenza sistematica, trasparenza finanziaria, ma molti di noi già lo facevano da tempo. Andate sul mio sito, trovate da tanto tempo la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dei redditi finanziari, l'utilizzo delle somme per le attività politiche elargite dal gruppo, queste cose qua. E noi dovremo avere questo tipo di trasparenza sistematica per tutti i nostri eletti, almeno dal Consiglio regionale in su. Trasparenza decisionale, per cui si sappia quando viene nominata una persona, quando viene assunta una persona, qual è stata la procedura, quali erano i curriculum, qual è l'esito di una selezione. Criteri chiari per la selezione delle candidature. Il Presidente prima ha evocato primarie di territorio, vediamo. L'importante è che il partito, io non credo, perché noi siamo un po' provinciali, a volte in Italia le primarie in America le fanno in un modo, dove le hanno inventate, un po' più disciplinato rispetto a quanto accade in Italia. Io credo che il partito debba essere comunque padrone delle scelte delle candidature, ma ci vuole un coinvolgimento degli iscritti del partito, assolutamente. E su questo noi abbiamo delle proposte precise. E chiediamo poi di introdurre il numero massimo di 2 mandati tra consigli regionali, parlamenti nazionali, parlamenti europei. Perché questa è una premessa per il ricambio della classe politica, perché la circolarità di una classe dirigente, per affrancare il politico dalla politica. Questo è importantissimo. Allora, io temo che non ci sarà rilancio dell'Italia dei Valori se noi non ripartiamo da una disciplina normativa di regole interne che sia chiara e che sia rigorosa. Se avessimo avuto almeno alcune di queste regole, una serie di problemi sul territorio, incompatibilità, qua ci sono, scandali regionali, scandali finanziari, qua ci sono, candidature sbagliate, qua ci sono degli elementi di correzione, ecco, credo che alcuni di quei problemi noi li avremmo evitati. E siccome ci siamo giocati la credibilità, perché quando si vuole essere puri, quando si vuole essere il partito della verità, quando si vuole essere il partito dell'innovazione, bisogna avere un partito che sia completamente specchiato, bisogna avere rigore e disciplina al nostro interno. È la premessa per tornare a fare politica. Fare politica come? Abbiamo bisogno di una terza forza in Italia? Non lo so. Io so che quello di cui abbiamo bisogno è del partito della democrazia e del buon governo, un partito dell'altra Italia, quell'altra Italia che oggi è dimenticata da pezzi dello Stato, quell'Italia che arriva a fine mese e non sa se ci arriva, quell'Italia senza rete, fatta di precari, fatta di giovani che cercano un lavoro e non lo trovano, fatti di pensionati che magari hanno dei figli e non hanno santi in paradiso, non sanno a chi rivolgersi, fatti di imprenditori piccoli, medi, anche grandi, che hanno l'acqua alla gola per via delle banche e hanno sulle proprie spalle i propri dipendenti, i propri lavoratori. Quell'Italia che vuole la verità sulla trattativa Stato-mafia, come ricordava il Presidente. Quell'Italia per la quale una politica senza morale non è altro che brigantaggio, ma al tempo stesso per la quale la morale non si misura con i principi, si misura con i risultati.
E forse questo è il punto dove la classe politica italiana nel suo complesso e forse anche per parte dell'Italia dei Valori ha fallito: l'assenza di risultati rispetto all'affermazione dei principi. Ora, noi abbiamo bisogno del coraggio di Antonio Di Pietro, del suo pensiero, del suo esempio. Una persona che non è mai appartenuta ai salotti della politica romana, al do ut des, alle piccole combine, ai compromessi che sono spesso fatti nelle istituzioni e magari in qualche luogo appena accanto alle istituzioni. E da questo coraggio bisogna lavorare per avere una politica della qualità, che prenda lo straordinario lavoro che è stato fatto dai nostri dipartimenti, che è stato fatto dai nostri territori, che è stato fatto dalle nostre istituzioni, e che sostituisca pensiero e azione agli slogan, perché oggi la politica italiana è tutta basata di slogan, è basata soprattutto su dei grandi ego, delle vanità, un mercato delle vanità dove aspettiamo sempre il Salvatore, il divino provvedente che deve risolvere i problemi di tutti quanti. No, se vogliamo essere un partito europeo dobbiamo imparare a essere anche un partito senza leader, e nemmeno un partito con un leader eletto e poi ucciso dopo 2 anni, 1 anno e mezzo, 6 mesi, come capita altrove. Certo, di questa politica della protesta fine a se stessa e degli slogan, il grillismo mi pare che sia la moltiplicazione al cubo. E se penso che il rinnovamento del Partito Democratico può avvenire attraverso l'importazione, l'assunzione di alcuni modelli berlusconiani, chiamiamoli così, ancora una volta, del salvatore della patria che ha una battuta sempre pronta, che ha una parola per risolvere tutti i problemi, che è soltanto immagine, sono preoccupato. Ma questo ci fa capire la nostra responsabilità. E le regole ci aiutino a tenere lontani da noi, o a saperli gestire nel modo più oculato, i soldi, perché nella politica italiana c'è un rapporto perverso con il denaro. Sembra che il politico italiano quando vede il denaro perde la testa. Naturalmente parlo per sommi capi e per generalizzazioni, ma quante gloriose storie politiche ancora prima dell'Italia dei Valori sono inciampate su un cattivo rapporto con il denaro. Ed è per questo veramente che la convergenza con Antonio Borghesi e con Matteo Castellarin, per quanto riguarda le regole, l'abbiamo fatta al volo. C'era una consonanza immediata, frutto della stessa cultura, e ripeto, frutto del fatto che se abbiamo una possibilità di ripartire è grazie a regole ferree, a un tipo di cultura incarnato in un nuovo statuto che sia capace di evitare gli scempi che abbiamo conosciuto negli ultimi tempi. In questo modo forse riusciremo a tornare a essere quello che dobbiamo essere, che non è semplicemente tornare in Parlamento, galvanizzare la base del partito, o semplicemente anche essere, cosa importantissima, la memoria di Mani Pulite. No, ma essere qualcosa di più, catena di trasmissione della storia d'Italia, come lo era stata Mani Pulite, come lo era stata, lo rivendicava Antonio Di Pietro prima, le prime fasi di Italia dei Valori, che di Mani Pulite erano la traduzione, l'immediata traduzione e persecuzione politica. Perché, e qua correggo quello che ha detto Antonio Borghesi prima, a noi non interessa tornare al 4%. E tantomeno interessa gestire un partito che vuole vivacchiare sull'1, 2, 3%, tanto per piazzare qualcuno qua, per avere un margine di potere contrattuale rispetto ad altri partiti, nella coalizione, leggi elettorali che magari possono aiutare. Non è questo, noi dobbiamo tornare a pensare alto. Abbiamo un mercato politico, chiamiamolo così, un mercato della politica dove i cittadini, e lo sappiamo, chiunque di noi parla con i vicini, con i colleghi, con i familiari, con gli amici, sono alla disperata ricerca di qualche cosa. Si sono aggrappati a Grillo una volta, la prossima volta dove andranno? Forse incrementeranno, l'abbiamo visto alle ultime elezioni amministrative, le schiere degli astensionisti, e le prossime elezioni europee sono un banco di prova terribile sotto questo profilo.
Ma allora questo vuol dire cominciare a plasmare un partito che vada oltre le schermaglie della politica italiana e che riporti le battaglie storiche dell'Italia dei Valori al vero punto centrale, quello di portare il nostro paese nella modernità migliore del resto d'Europa. Perché questo vuol dire la battaglia per la legalità in un paese dove ci sono pezzi dello Stato che sono i primi a non rispettare le regole. Quello di far sì che anche l'Italia cominci a essere parte, nella pratica, oltre che nei principi, del resto di Europa. E guardate che il problema dell'Europa, non lo dico per deformazione professionale, è cruciale. Perché mentre la classe politica italiana si gingilla con la legge elettorale, con l'IMU, con queste cose, noi dobbiamo prepararci all'Europa, altrimenti saremo travolti dall'Europa. Da quell'Europa dove vigono soltanto i rapporti di forza e dove ormai noi siamo l'anello più debole tra i paesi fondatori dell'Unione Europea, siamo l'anello più debole. Siamo su troppi punti noi fuori dal contesto europeo, ma dagli accessi a internet, dal problema delle infrastrutture, naturalmente da quello che sono i costi della nostra spesa, il nostro bilancio. La scorsa settimana, non questa settimana, lunedì scorso, ho fatto una breve visita a Monaco di Baviera, ho incontrato il ministro della ricerca scientifica. Nel Länder bavarese mi ha detto: noi abbiamo 6 miliardi e mezzo da spendere per la ricerca scientifica. 6 miliardi e mezzo, 12 milioni di abitanti in Bavaria, in Baviera. E la mattina dopo sono andato a visitare, perché io, gli amici di Roma qua presenti sanno che mi sono occupato molto del caso di Cinecittà, sono andato a visitare i Bavaria Studios, che sono i più grandi studi cinematografici tedeschi. Una vera potenza, una società pubblica, non l'hanno privatizzata come abbiamo fatto noi. 2000 dipendenti, mantenendo tutte le professionalità di quel mondo. 300.000 visitatori all'anno, politica delle porte aperte. Io a Cinecittà non sono riuscito a entrare con una troupe di France 24, la televisione pubblica francese, perché no, si potevano scoprire forse delle cose spiacevoli. E con i conti in attivo. Ecco, quando io vedo queste cose dico: ma perché noi non siamo capaci di fare queste cose? Noi che abbiamo qualcosa di molto più che i Bavaria Studios, perché Cinecittà, no? Abbiamo delle città che sono invidiate da tutto il resto d'Europa, abbiamo una storia di cui siamo non soltanto orgogliosi, ma che è stata la storia che ha plasmato il canone dell'Europa dal punto di vista del paesaggio, della civiltà del lavoro, dell'arte, della scienza, della filosofia, è plasmato dall'Italia. La consolazione, ed è qua che dobbiamo lavorare, è che noi siamo un paese pieno di margini di recupero rispetto agli altri in Europa. Se solo riuscissimo a fermare lo sperpero di risorse che nel nostro paese sembra senza fine, perché gli italiani sono un grande popolo di lavoratori, lavorano. La cosa impressionante è girare per le autostrade della Svizzera o del Belgio alle 2 di notte, alle 3 di notte, non c'è nessuno, ma già alle 11 di sera. In Italia quando si va in autostrada anche notte fonda si vedono camion, furgoni, persone che vanno a lavorare, un movimento continuo. Però questo lavoro è rapinato da quelle che nella nostra mozione ho chiamato 6 emergenze sulle quali lavorare, e che, attenzione, sono 6 emergenze tutte appartenenti alle battaglie storiche dell'Italia dei Valori. Sappiamo di che cosa parliamo e sappiamo dove cominciare a lavorare. La lotta alla corruzione, 60-70 miliardi di costo annuale secondo la Corte dei Conti, un dato che ho letto con molta maggiore attenzione mi sa a Bruxelles che non a Roma. 60 miliardi il costo della corruzione nel nostro paese in un anno. Ma ci rendiamo conto di che cosa capiamo, di cosa parliamo? Siamo in Europa o siamo nel terzo mondo? La lotta alla criminalità organizzata, senza quartiere, e qui viene ancora fuori la questione di cui Di Pietro parlava, trattativa Stato-mafia, ad esempio, che deve essere condotta senza quartiere e con senso della verità. La riforma della pubblica amministrazione, World Economic Forum, ha piazzato, classificato l'efficienza della pubblica amministrazione italiana su 117 paesi a economia industrializzata nel mondo al 113° posto, siamo di fatto all'ultimo posto. È possibile? E quanti soldi vengono sprecati in questo modo? La lotta contro l'evasione fiscale, su cui il partito è tornato ancora la scorsa settimana, 120, 140, 160 miliardi, nessuno sa quanto, dipende dai fattori utilizzati per le statistiche, quanto ammonta l'evasione fiscale
ma se riuscissimo a recuperare anche soltanto un 20, un 30%, e Dio sa in Europa se non avevamo dato una mano al governo Monti, ottenendo, Gian Maria Uggias lo sa, il parere della Commissione sul recupero dell'IVA, il 20%, rispetto ai 104 miliardi rimpatriati con lo scudo fiscale, cosa che poi il governo non ha voluto seguire. O i costi assurdi della politica, delle istituzioni. Abbiamo un Parlamento italiano che costa esattamente il doppio del Bundestag in Germania. Allora, guardate, io lotto come i miei colleghi ogni giorno in Parlamento rispetto alle, come dire, capacità un po' a volte di sopraffazione, a una certa, non dico arroganza, ma insomma a una mentalità che non sempre mi piace da parte dei nostri colleghi tedeschi, però certo che se noi non siamo capaci di mettere in ordine prima queste cose a casa nostra, difficile poi avere credibilità anche nel resto d'Europa. O le spese e i lussi insostenibili, l'acquisto degli aeroplani, la nostra missione in Afghanistan che ci costa 2 milioni il giorno, 2 milioni il giorno, fino allo scandalo, e chi segue il mio lavoro sa quanto me ne sono occupato e quanto me ne occupo, dei fondi europei, 38%, quello che siamo riusciti a utilizzare ad oggi dei 28 miliardi non sono pochi, di fondi strutturali per il periodo 2007-2013 assegnato all'Italia, pochi mesi dalla scadenza, siamo ancora sotto la metà. Allora ci sono delle risorse nel nostro paese che dobbiamo tirare fuori. E metterle dove? Utilizzarle come? Altro che aumento dell'IVA. Cominciamo a prenderli lì i soldi e lavoriamo su quelle che sono le priorità per la ripresa del Paese, perché il Paese ha bisogno di risposte, ha bisogno di soluzioni. Come rimettiamo in moto l'economia? Come diamo un futuro ai nostri giovani? E il primo punto, e l'esperienza del ministro della ricerca scientifica in Bavaria era tutto sommato significativa, è tornare a investire in tutta la filiera della conoscenza, scuola, università, ricerca, educazione, arte, cultura. È un paese questo che ha tradizione universitaria, tradizione della scuola. E io sono stufo di vedere tutti questi giovani che arrivano a Bruxelles e ti chiedono gratis, ma prendetemi a fare qualche cosa per 3 mesi, e che vanno all'estero ormai disperati alla ricerca di un lavoro. Poi creare un portofranco sui servizi sociali, che sono tagliati costantemente, dagli accompagnatori sociali per i disabili a tanti altri servizi sanitari, in un paese dove sta tornando la fame, l'indigenza. Abbiamo un paese non soltanto con un 30% e passa di disoccupazione giovanile, o quasi una famiglia su 4 che è in difficoltà, ma con un 6-7% di famiglie che sono povere, ma povere nel senso che vanno alle mense, che non sanno dove prendere i soldi per pagare una bolletta, che rinunciano al computer. È intollerabile. E su questo bisogna creare, ripeto, un portofranco, affermare nella nostra politica che queste cose non si toccano, bisogna tornare anzi a proteggerle. Poi avere delle azioni sul credito alternativo, perché senza credito è un problema cruciale nel nostro paese, non si riparte. E allora avere borse di studio, microcredito, agenzie locali di sviluppo che conoscono il territorio e che diano fondi alle piccole e medie imprese in concorrenza rispetto al sistema bancario. Lo fanno in Gran Bretagna, lo potremmo fare noi, no? Noi ovviamente siamo sempre fermi su queste cose. Introdurre anche in Italia la garanzia dei giovani, che è una nuova direttiva quadro dell'Unione Europea che prevede per tutti quanti i giovani la possibilità, a cura dello Stato membro, ma utilizzando fondi europei che sono stati messi comunque a disposizione, la possibilità di una formazione permanente fin quando non si trova lavoro. E poi tornare a investire nell'ambiente, perché noi siamo un paese dove se investiamo nella ricerca €1, poi ne ritroviamo 5 nel giro per l'economia. Questo vale per la ricerca come per la cultura, come per l'educazione. Ma se investiamo €1 nell'ambiente, ne risparmiamo tanti. In un paese fragile dal punto di vista morfologico come il nostro, che è in pericolo rispetto ai cambi climatici, che ha un paesaggio straordinario da tutelare che tutti quanti ci invidiano, noi dovremmo tornare a essere il partito della bellezza, il partito che ama
Italia straordinaria che la vuole tutelare. Naturalmente molto altro potremmo fare per il nostro Paese, ma rendiamoci conto che mentre noi parliamo e mentre noi abbiamo il dovere non soltanto di riflettere attraverso le nostre regole sulla struttura interna del partito, anche a quelle che sono le priorità politiche, le priorità di spesa e le priorità di dove trovare le risorse, l'Italia sta cambiando. E se l'Italia dei Valori ha conosciuto difficoltà elettorali come altri partiti, noi forse un po' più degli altri, forse perché al di là, voglio dire, delle regole che non avevamo, dei comportamenti sbagliati sul territorio, quant'altro, della cattiva stampa, forse non ci stiamo resi conto che l'Italia sta cambiando e che prima della politica viene la storia. È un passaggio importante, non possiamo continuare a dire le solite cose se non siamo in condizione di tornare al rapporto con quello che accade nelle nostre città, nei nostri territori, rispetto ai giovani che cercano delle possibilità che non trovano, rispetto allo spettacolo di disgusto che ferisce tanti cittadini quando contemplano la politica. Guardate, c'è un piccolo ricordo, non è piaggeria, però quando molti anni fa, credo che sia stato il 2000, ero in viaggio con Antonio Di Pietro a Vargas, una regione della Venezuela che era sventrata da un'inondazione e da frane che avevano ucciso 6.000 persone. Lui era presidente di una delegazione del Parlamento europeo, giro in elicottero, accompagnati dalle autorità, incontro con i governatori regionali, tante cose, una giornata lunga di visita sul terreno. Dovevamo rientrare a Caracas perché c'erano tutti gli ambasciatori che aspettavano il ritorno di Antonio Di Pietro, di questa delegazione, però alla fine era rimasto in ritardo sul programma la visita a un campo di sfollati. In questo campo di sfollati, che era veramente uno spettacolo di miseria, potete immaginare, gli sfollati avevano preparato a modo loro una sorta di banchetto per la delegazione europea che arrivava in visita, ma una cosa fatta con grande cura, gli stecchini con tutti i pezzi di frutta tagliati, scrivendo le lettere di Pietro sul tavolo, fatto, voglio dire, veramente con 2 lire, con estrema parsimonia dei mezzi perché non avevano niente, ma con cura e con ospitalità. Il protocollo diceva bene, bene, stringete la mano e andiamo via perché bisogna tornare a Caracas, gli sfollati hanno un'importanza relativa. E Antonio Di Pietro disse no, qui ci sono degli uomini e delle donne che ci hanno aspettato e che chiaramente per giorni hanno fatto un lavoro di preparazione per noi, ci mettiamo a sedere, rendiamo omaggio alla loro ospitalità, gli ambasciatori aspetteranno. E non erano elettori di Antonio Di Pietro, erano sfollati di Vargas. Io quel giorno ho capito qualcosa della politica, ho capito naturalmente qualche cosa di Antonio Di Pietro. In questa campagna congressuale mi hanno accusato di varie cose, ad esempio mi hanno accusato di essere a favore del nucleare, che di sicuro non è così. Qualcuno pare che abbia anche scritto delle cose contrarie al nostro Presidente, ma a me non pare, francamente, e ci tengo a dirlo perché siccome tante voci circolano, spero che questa possa essere chiarita. Però il senso di questa convergenza con Antonio Borghesi e con Matteo Castellarin è quella di fare un passo indietro, ciascuno di noi, un passo in lato, e di cercare di creare una squadra. Una squadra che, ripeto, non vuole gestire il partito salvaguardando pezzi di apparato, salvaguardando quello che si può salvare, e forse anche una scelta che può avere un senso, no, ma di tornare ad avere un progetto molto, molto ambizioso. Ci riusciamo, non ci riusciamo, ma sicuramente questa è la nostra intenzione, suonando una campana, la campana dell'Italia dei Valori, che deve essere la campana dell'amore per il Paese contro l'indifferenza o contro la rassegnazione. Perché una cosa ho imparato subito quando cominciai a fare la campagna elettorale per le europee nel 2009, il popolo dell'Italia dei Valori, non so quanto sia questo popolo, se è di 14.000 iscritti, non lo so, non è quello.
però sicuramente siamo tutte persone con due caratteristiche: il senso dell'indignazione rispetto a come vanno le cose nel Paese. Abbiamo tutti un orgoglio ferito che dice, beh, insomma, non è possibile, rispetto a tanti nostri concittadini rassegnati o cinici, e poi però andare oltre la cultura della lamentela, rimboccarsi le maniche, crederci, impegnarsi, provarci ancora. E se avessimo anche soltanto 1000 garibaldini, Gianni Riefolo qua, che è un garibaldino di Roma, che l'anno scorso ha ottenuto dal Parlamento europeo, su mia candidatura, una mia soddisfazione personale, il premio europeo come cittadino dell'anno, cittadino europeo, ecco, di garibaldini ne sa qualche cosa, basterebbe avere 1000 garibaldini nel 2013 e saremo a posto. Il calendario ci aiuta. Noi abbiamo bisogno di un partito che concluda la sua fase di ristrutturazione entro settembre, entro ottobre. Io non tarderei assolutamente per i congressi regionali, ovunque sia possibile farli, facciamoli rapidamente. Noi a ottobre dovremo essere pronti per tornare a occuparci di che cosa? Non soltanto della nostra riorganizzazione interna, le regole, il congresso, i congressi locali, la nuova squadra, i dipartimenti, tutto, ma di ritornare a conquistare il consenso nell'opinione pubblica, riacquistando quell'elettorato di opinione che in gran parte è ancora pronto a seguirci, ma che per il momento ci ha voltato le spalle. Abbiamo un grande vantaggio, e guardate che è un vero vantaggio, sono sicuro perché lo vedo io sulla mia pelle. Abbiamo sofferto, altro che se abbiamo sofferto. Oggi forse ciascuno di noi potrebbe venire a questo podio e piangere, avere una lacrima di dolore, di commozione per quello che ci è successo, per i nostri errori e per il prezzo infingardo che ci hanno voluto far pagare. Questa sofferenza, questa caduta, questo fatto di essere per ora fuori dal Parlamento nazionale, questi ex amici o pseudo amici che ci hanno lasciati, quante cose ci fanno capire? I greci dicevano attraverso la sofferenza la conoscenza, ma quanto è vero. Se imbocchiamo la strada giusta, non sarà più facile per noi sbagliare, perché abbiamo capito da dove ripartire. L'attenzione, l'autodisciplina, il rigore a cui dovrebbe ispirarsi tutta la politica italiana, la sofferenza di chi ha visto in faccia e ha saputo riconoscere le proprie difficoltà. E adesso il problema, io naturalmente faccio il in bocca al lupo a chiunque vinca questo congresso, ma in bocca al lupo non tanto per il risultato del congresso, perché il problema non è vincere il congresso, questo è poca roba. Chiunque sia eletto sarà, come dire, più o meno crocifisso per le responsabilità enormi che si dovrà portare sulle proprie spalle. E non è certo un esercizio di arrivismo candidarsi alla segreteria nazionale dell'Italia dei Valori. La vera partita è dopo il congresso, quello di ritornare a occupare la speranza con la responsabilità, il senso di responsabilità nella nostra società. Non so se ce la faremo. Dobbiamo passare attraverso la cruna di un ago e questo difficile momento del percorso congressuale, e io voglio ringraziare Luigi Li Gotti per tutto l'aiuto, l'incoraggiamento che mi ha dato. È la massima espressione di quelle due caratteristiche di cui dicevo prima di tutti i nostri militanti. La capacità di indignarsi, ma il non rassegnarsi e crederci e darsi da fare. E dopo Luigi Li Gotti ovviamente Sandro Mandini, che nell'ultima settimana lo ha sostituito nel collegio dei garanti. Allora la cruna di quest'ago è molto stretta, ma se riusciamo a passarci dentro, quanta energia avremo dopo, quanta energia e quanta conoscenza in più attraverso
tutti questi ultimi mesi che sicuramente ci hanno insegnato tante cose. Allora torneremo a volare come un gabbiano. Sapete come si dice gabbiano in francese? Si dice mouette, mouette, perché anche in mare aperto, tra le onde, il gabbiano col suo grido sa dare la parola, sa dare la voce a chi non ce l'ha. La parola a Ignazio Messina.